Ecco qua. Grazie, buona giornata. Anche a voi. Anche a voi. Allora, compito in classe. Domani devi ripetere come si fa un materasso. E prendi 10, dai. Io sto pettinando la roba. Ci siamo. Allora, i materassi venivano fatti ogni 2 anni, si lavava la lana, quando era asciutta, allora inizialmente finché non era arrivata questa macchina si faceva a mano, quindi bisognava anche farlo a mano. Poi verso il 30 e il 40 sono arrivate queste macchine, quindi è stata un'agevolazione veramente, lo faceva lei questo lavoro e veniva ricostruito di nuovo il materasso e veniva cucito da persone diciamo esperte, ok? Che la cucitura doveva essere perfetta, insomma ci dovevi tornare un altro paio di bisognava che oppure da qua quando era così veniva presa e poi si infilava la lana. Adesso noi non ce l'abbiamo l'uso perché è un'altra lavorazione e allora spiegare tantissime cose. Comunque quando era così si filava anche la lana. Si facevano coperte, calze.